Iniziamo con il canto Io credo risorgerò. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci. Ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Padre che mi hai formato a immagine del tuo volto, conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, che risplenda in eterno. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della vita, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e ci sostiene nel nostro cammino con la forza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo qui per esprimere la nostra vicinanza, la nostra riconoscenza verso quanti sono vissuti prima di noi e insieme a noi, e ora nella morte attendono di entrare definitivamente nella pienezza dell'amore di Dio. Io mi unisco per la prima volta come Vescovo di Vittorio Veneto a questa vostra preghiera. Questa nostra preghiera è un atto di fede nella comunione di vita che neanche la morte può spezzare. Una comunione che non si esprime solo nel ricordo, ma anche nella preghiera, sostenuta dalla fiducia nella promessa del Signore Gesù. Disponiamoci dunque alla preghiera, apriamo il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio. Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più
ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Illuminati dalle parole del salmista, volgiamo lo sguardo al Signore. Egli è il pastore buono, che ci guida alle acque della vita, al banchetto della gioia. Egli faccia giungere i nostri fratelli e sorelle defunti alla pace nei pascoli di salvezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Insieme. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il mio calice trabocca, felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In questo anno giubilare sono state ripetute spesso le parole con le quali è iniziato il brano della lettera di San Paolo proclamato poco fa. La speranza non delude. È la speranza che ci vede qui riuniti in questo pomeriggio di preghiera, di suffragio per i defunti. È la speranza dei cristiani. Ecco, in che cosa speriamo noi cristiani? Noi speriamo in una vita che non sia più minacciata dalla morte, e più ancora dalla paura della morte, perché la paura della morte, con la sofferenza che accompagna la morte, la sofferenza di chi si vede e si sente morire e quella di chi vede morire una persona cara, questa paura spesso ci rovina l'esistenza, perché è per paura della morte in fondo che le persone rischiano di diventare cattive. È per paura della morte che le persone danno spazio talvolta, spesso, all'egoismo, preoccupandosi ossessivamente di sé. Ci si vuole aggrappare a questa vita nel tempo e per paura poi si diventa rancorosi, rabbiosi, scontenti. Con la speranza cristiana non delude, perché ci libera da questa paura, già ora, nella fede e per sempre, per l'eternità, quando si manifesterà pienamente la potenza liberante della risurrezione.
perché noi cristiani, accogliendo la parola del Vangelo, crediamo nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Lo diciamo ogni volta quando facciamo la professione di fede. Credo la risurrezione della carne, la vita eterna. Crediamo cioè che la potenza dello Spirito Santo, quella stessa che ha risuscitato Gesù dai morti, alla fine dei tempi agirà anche su coloro che sono morti in Cristo, affidandosi al suo amore in maniera esplicita, con una fede dichiarata, oppure implicitamente, con quella fede che solo Dio conosce. La vita non finisce con la morte, perché Dio, che ci ha chiamato a questa vita, non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Ce lo ha insegnato Gesù in maniera molto chiara. E sappiamo, come cristiani, che la vita eterna, la vita liberata dalla morte e dalla paura della morte, sarà per tutti un dono gratuito, immeritato. Ma sappiamo anche, ce lo insegna la Scrittura, che ciò che vivremo nell'eternità è anche il frutto di ciò che viviamo mentre siamo nel tempo. Sappiamo anche, come cristiani, che coloro che sono morti in Cristo vengono purificati, anche grazie alle nostre preghiere, da ciò che manca per essere nella pienezza dell'amore di Dio. Ce lo insegna la dottrina della purificazione nella morte, la dottrina del purgatorio. Nella morte veniamo purificati da ciò che ancora pesa, può pesare sulla nostra esistenza e che ci impedisce di essere pienamente in Dio. E noi siamo qui per pregare, aiutando i defunti in questa purificazione. Quindi non solo per dire grazie, non solo per far memoria, ma per quella preghiera che chiamiamo di suffragio, di aiuto, di sostegno, di aiuto ai defunti che al di là del tempo il Signore purifica con il suo amore. Ma sappiamo anche che i defunti pregano per noi, intercedono per noi, e così si attua uno scambio di preghiera, di aiuto, di sostegno, il suffragio dei vivi per i morti, l'intercessione dei morti per i vivi, uno scambio che è dato dalla comunione dei santi, dalla comunione nell'amore di Dio. Con questa fede, nella speranza che non delude, continuiamo la nostra preghiera. E a Dio, Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo, che ridarà vita anche ai nostri mortali per unirci alla gloria del Padre, rivolgiamo la nostra preghiera dicendo: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Dio grande e buono, affidiamo a te quanti sono passati attraverso la morte, perché nella tua sconfinata bontà tu li colmi di gioia. Rendici rispettosi verso i doni che da loro abbiamo ricevuto, perché nella nostra esistenza possano portare buono frutto. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ti preghiamo per coloro che sono stati colpiti duramente dalla morte di una persona tanto amata e che perciò nel vuoto che si è creato non sanno trovare pace. Difendili dalla disperazione, perché non si chiudano nel loro dolore e non perdano la capacità di voler bene e il desiderio di vivere tra la gente. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Oggi le nostre preghiere sono anche per coloro che sono morti senza che qualcuno li vegliasse con amore, senza che qualcuno abbia pianto la loro scomparsa. E anche per quelli a cui le sofferenze e paure hanno sconvolto la mente e si sono dati la morte. Colmali, Signore, della tua tenerezza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore Dio,
con angoscia ti preghiamo per le troppe vittime di così tanta violenza che insanguina la nostra terra. Ferma la mano degli assassini, libera le vittime delle persecuzioni e delle discriminazioni. Rendi giustizia a quelli che su questa nostra terra martoriata non hanno ricevuto che soprusi. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Una preghiera ti rivolgiamo anche per noi che siamo qui, davanti alle tombe del nostro cimitero. Avvolgi i nostri cuori nella luce della risurrezione affinché ci apriamo alla speranza di cantare un giorno insieme alle persone care e ai santi la nostra gioia a te, che mantieni le tue promesse e ci strappi per sempre al potere della morte. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. I santi sono i nostri fratelli che non solo ci indicano il cammino da percorrere, ma ci accompagnano, ci sostengono e ci attendono al termine del pellegrinaggio terreno. Alla Vergine Maria e a tutti coloro che vivono in Dio affidiamo i nostri fratelli e sorelle defunti, perché li accompagnino davanti al Signore, Padre buono e Dio di infinita misericordia. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Santi angeli di Dio. San Michele. Santi patriarchi e profeti. San Giovanni Battista. San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli e discepole del Signore, Santo Stefano, San Lorenzo, Santi e Sante Martiri di Cristo, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, San Tiziano, Santi e santi di Dio. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda essi la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
alla tua porta avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò capoli d'amore, avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò capoli d'amore, o mio Signore. Raccogliamo ogni nostra preghiera con quella che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, accogli le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le anime delle sorelle e dei fratelli che hanno lasciato questo mondo contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio creatore e Padre, che nella risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi del suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Addio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Grazie a Monsignor Vescovo che ha guidato questo momento di preghiera condiviso. Ricordo che domani, giorno della commemorazione di tutti i defunti, qui in cimitero ci sarà la preghiera del Rosario alle ore 14:30. Non la Santa Messa perché, essendo giorno domenicale, celebriamo nelle chiese l'Eucaristia domenicale. Buon pomeriggio e buona festa a tutti.